un'altra tappa di Dialoghi nel Territorio si apre quest'oggi. Siamo ad Aiello in compagnia del sindaco Andrea Bellavite e di Aurelio Pantanali, presidente del Circolo Navarca. Buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti e due, bentrovati. Grazie. Buongiorno, buongiorno. Allora, partiamo dal sindaco. Sindaco, Aiello è un piccolo paesino però ricco di iniziative e molto accogliente. Ce lo vuole raccontare un po'? Sì, secondo me la caratteristica principale di Aiello e di Ioannis, perché cito anche la frazione che ha una serie di attività sempre vivacissime, è quella dell'accoglienza. Cioè è un luogo che credo per una tradizione tipica del mondo, della cultura anche friulana, tendenzialmente accoglie con piacere le persone che vengono da qualunque parte esse provengano. Non è un caso che ci siano tantissime iniziative che promuovono la possibilità di venire a conoscere la bellezza del paesaggio, anche la ricchezza culturale del territorio, ma anche che ci siano delle proposte molto specifiche alle quali vorrei fare particolare riferimento. Ci sono ben due case di riposo. Questo lo dico perché ciò richiama una particolare attenzione nei confronti del mondo delle persone anziane, una del comune e l'altra privata, dove le persone anziane non soltanto sono oggetto di cura e di attenzione da parte del paese, ma in qualche modo anche diventano loro protagoniste nel raccontare la storia del territorio a coloro che vengono, a coloro che arrivano dal di fuori. Abbiamo dei centri residenziali a 24 ore e anche dei centri diurni per la cura della salute mentale. In modo particolarissimo abbiamo il Mulino di Novacco, dove c'è un'azienda, una fattoria didattica di grandissima importanza, dove decine di persone possono passare la loro giornata lavorando e trovandosi immersi all'interno della natura, e altri centri dove le persone che hanno questo tipo di problematiche vivono insieme. Quasi diventa una specie di modello per l'intero paese di come convivere può essere un modo migliore per vivere una qualità di esistenza migliore. E poi naturalmente abbiamo tante situazioni di persone che vengono da fuori, ne parlerà dopo penso anche Aurelio, perché siamo all'incrocio di cammini, quindi di persone che fanno particolari tipi di turismo, un turismo lento, chi va a piedi, Cammino Celeste da Aquileia al Monte Lussari, oppure addirittura c'è la via Postumia che va da Aquileia a Genova per collegarsi poi con le vie che vanno verso Santiago di Compostela, come pure il Cammino Celeste si collega con le vie che vanno verso il nord Europa e che vengono ultimamente riscoperte. Oppure in bicicletta siamo molto vicini all'Alpe Adria, adesso grazie a un progetto dell'UTI agroaquileiese ci sarà la possibilità di collegarsi tra l'Alpe Adria e le vie ciclabili dell'Isonzo. Quindi un turismo lento dove le persone che arrivano hanno il tempo di fermarsi, di ascoltare, magari di ascoltare proprio le persone che vivono nelle case di riposo, che stanno o che camminano lungo i percorsi del paese. E quindi un modo di accogliere e di vivere che poi trova la sua principale incarnazione forse in una particolare attenzione alle persone che provengono da fuori e vengono per motivi di fuga dalla guerra, dalle persecuzioni, dalla fame. C'è un progetto SPRAR, oggi si chiama SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, che ha come finalità proprio quello di permettere a delle persone che arrivano sul territorio e che ricevono poi lo status di rifugiati o di richiedenti asilo, di trovare casa, alloggio, lavoro e possibilmente anche ricongiungimento familiare. Ecco, a me pare che queste caratteristiche di tipo sociale siano ben inserite all'interno di un territorio che ha una sua storia estremamente interessante e ricca e che ha molte cose da offrire e da promuovere sul piano appunto paesaggistico e culturale, però tutto questo si inserisce dentro una struttura sociale, una struttura di umanità ancora fortemente legata a questi valori della solidarietà, dell'accoglienza e anche della valorizzazione delle proprie radici territoriali.
Per quanto riguarda l'accoglienza, ci sono altri progetti che, come dire, portate avanti con, non so, i comuni limitrofi o con altri comuni. Anche progetti europei spesso si realizzano in questo caso per l'accoglienza. Beh, no, adesso i progetti europei sono molto complessi e molto difficili da realizzare in questa dimensione. Avevamo un ufficio per i progetti europei quando c'era l'Unione Territoriale Intercomunale, che poi è stata purtroppo soppressa e quindi non ha potuto dare quel supporto indispensabile per portare avanti dei progetti di questo livello che dei piccoli comuni non hanno la possibilità di poter realizzare. Invece come attività di collegamento tra i comuni ce ne sono moltissime, si lavora molto insieme e un progetto molto interessante che è stato portato avanti negli anni scorsi è stato la ricerca sulla solitudine, scoprendo che soprattutto rivolto questo alla fascia d'età che va dai 30 ai 60 anni, ovvero una fascia di cui si parla molto poco, di solito si parla più di ragazzi, di giovani oppure di persone anziane. Invece in questa fascia, che è la fascia dove le persone magari si trovano in difficoltà perché perdono il posto di lavoro oppure perché hanno una difficoltà di tipo affettivo, di relazionale e via dicendo, sono un po' abbandonate a se stesse. Allora abbiamo fatto una grossa inchiesta, 4 comuni vicini, Campolongo, Tapogliano, Ruda, Palmanova e Aiello, che ci ha permesso appunto di rilevare, direi di portare alla luce questa forma di disagio che pur in un paese che, come dicevo prima, tendenzialmente è accogliente e ha delle radici accoglienti legate alla propria storia culturale, in realtà registra anche tanta difficoltà nel dare delle risposte relazionali ma anche esistenziali a tantissime persone che si trovano in periodi particolarmente delicati e difficili della loro vita. Mi permetto di dire, poi concludo, che il Festival dei Dialoghi che abbiamo veramente con molto piacere, con molto orgoglio potuto accogliere sia noi come Aiello ma anche con Campolongo, è stata anche un'occasione sì, per certo. portare avanti un lavoro insieme a livello culturale e è stato per noi un qualcosa di molto importante perché ci ha permesso di portare in questo nostro territorio degli argomenti, delle tematiche nazionali e internazionali di altissimo livello peraltro, che hanno permesso di approfondire ulteriormente, di andare più avanti in queste nostre ricerche per andare incontro alle problematiche del tessuto sociale nel quale viviamo. Quindi un particolare ringraziamento e speriamo di continuare a collaborare. Torneremo, anzi arriveremo presto. Grazie Sindaco. E da questa, diciamo che è una visione sì, allargata di quello che è il contesto di Aiello, noi vogliamo raccontare anche quello che c'è da vedere sul posto. Quindi magari chi verrà per dialoghi avrà occasione anche di ammirare quello che si può trovare in Aiello o nei suoi dintorni. Aurelio Pantanali è presidente del Circolo Navarca. Non abbiamo detto, Sindaco, ma adesso ce la racconterà Aurelio, che Aiello è la città delle meridiane. Sì, effettivamente il Circolo Navarca, ma anche insieme alla Proloco locale, negli ultimi 25 anni si sono dati un po' da fare per creare diciamo, questa realtà, direi io, unica anche nel suo genere a livello europeo. Infatti è un museo a cielo aperto perché quasi 100 case del paese possiedono questi orologi solari e anche insieme alle amministrazioni comunali del passato sono stati realizzati diversi monumenti gnomonici sulle borgate e su alcune piazzette del paese. Per sviluppare questo argomento che è anche poco, è sempre stato poco conosciuto, insomma, no? Perché andiamo a misurare con il sole il tempo, ma nell'antichità, insomma, questo era il metodo utilizzato. E ci siamo resi conto, portando avanti questo progetto, che l'interesse della gente era non da poco. Infatti tantissime persone hanno cominciato a frequentare il nostro paese e insieme alla Proloco si è valutato anche di creare una festa delle meridiane.
L'anno scorso abbiamo dovuto rinunciare per il discorso Covid alla 20ª festa delle Meridiane qui ad Aiello, molto interessante, con il concorso delle Meridiane diciamo, realizzate nell'anno, con pneumonisti che provengono anche dall'estero a portare diciamo, le loro testimonianze in una importante conferenza. E poi molte altre iniziative correlate a questa manifestazione. Quindi Aiello si è caratterizzato in questi 25 anni su questo tema specifico, e noi ci sentiamo orgogliosi, siamo anche e come ha detto anche Andrea riguardo l'accoglienza, vediamo che anche gli abitanti del paese ben volentieri quando vedono queste persone che guardano in alto con la testa per aria per ammirare questi orologi, io noto che ben volentieri li accolgono, parlano con loro, delle volte arrivano anche dall'estero e quindi questo fa molto piacere, insomma, no? Una seconda poi realtà che si è creata da 28 anni è il Museo della Civiltà Contadina del Friuli Imperiale, ed è, pochissimi lo sanno, il museo etnografico più grande d'Italia, 25.000 pezzi che sono stati messi insieme su 70 sezioni diverse, dal maniscalco al muratore, allo stagnino, al fabbro e al falegname e via dicendo, no? Il secondo museo è in provincia di Modena, ne ha 13.000, solo per fare capire la valenza che ha questa struttura museale, che è anche poco conosciuta, ma poi proprio parlando e rapportandosi anche in questo tipo di conferenze è giusto diciamo, evidenziarlo. E devo dire che questo museo è anche ben strutturato con un sito che tutti possono consultare. L'amministrazione del museo ha anche realizzato una quarantina di specifiche approfondimenti di testi per ogni tipo di attrezzo che nel passato veniva utilizzato, dall'erpice all'aratro e poi a un'infinità che adesso io non mi soffermo di altri strumenti, perché sarebbe giusto chi venisse da queste parti che cogliesse l'opportunità proprio per venire qui a visitarlo. Aurelio, prima abbiamo parlato di una festa, quella delle Meridiane. C'è un appuntamento annuale altrettanto importante, che è veramente un evento storico, nel senso che è un appuntamento storico perché forse è la più antica sagra del Friuli Venezia Giulia, ovvero quella di San Carlo, da voi. Nel 1816 l'imperatore Ferdinando d'Asburgo autorizzò il mercato la prima domenica di novembre ad Aiello, e da allora, a parte l'interruzione durante la prima guerra mondiale, questa importante festa, come ha detto lei, che è la più antica della nostra regione, si svolge qui ad Aiello, sostenuta da tutte le associazioni locali. Devo dire che è un paese, Aiello, con numerose associazioni, ed è anche molto attive queste associazioni, che permettono di attirare in quell'occasione migliaia di persone, no? E quindi è una tradizione che si porta avanti e non è da poco, oggi come oggi, riuscire diciamo così, a coinvolgere tanta gente che si presenta qui con i classici mercati, ma soprattutto quello che voglio far notare è soprattutto le varie mostre e l'unione delle varie associazioni per poter accogliere tutte queste persone. Una volta era una mostra prettamente legata agli animali, oggi invece è un mercato diciamo aperto a 360 gradi, come anche si incontra da molte altre parti. Poi anche Aiello è l'arrivo della prima tappa del Cammino Celeste,
come ha accennato il sindaco poc'anzi, questo cammino che è nato 15 anni fa sta riscuotendo negli ultimi anni un forte interesse. Molte riviste e anche televisioni hanno fatto dei servizi a riguardo e tra i 150 cammini che sono sorti negli ultimi 10 anni in Italia, il Cammino Celeste dal Ministero è considerato uno dei primi 10 cammini sotto l'aspetto anche organizzativo. È tradotto in 6 lingue, c'ha tutte le schede tappa per accompagnare il pellegrino, e Aiello è la prima tappa, come partenza e Aquileia, di pernottamento del Cammino Celeste. Ecco, io vorrei ricordare, mi scusi se la interrompo Aurelio, purtroppo il tempo a nostra disposizione si sta esaurendo. Voglio soltanto però ricordare che questi che abbiamo elencato sono tanti buoni motivi per fare tappa ad Aiello, se appunto qualcuno si trovasse in viaggio, oppure se verrà, se parteciperà ai nostri appuntamenti a dialoghi. In questi piccoli posti, luoghi, in questi paesi sono racchiuse veramente tante cose interessanti. Vorrei aggiungere anche che c'è qualche scorcio interessante, le ville settecentesche, Aiello è zona di risorgive, quindi ci sono, nascono rogge, ci sono dei mulini, nei dintorni c'è la Centa di Ioannis che è stata restaurata, e c'è anche un antico convento domenicano, qui forse magari potete aggiungere voi un appunto, divenne dall'antico convento, l'antico convento fu trasformato in sala civica poi, in tempi più recenti, se non erro. Beh, sì, in mezzo ci sono anche altre cose molto interessanti, dalla trasformazione della chiesa di San Domenico in deposito in epoca napoleonica, poi l'utilizzo di quella che attualmente è la sala civica come ospedale militare italiano, dove ha lavorato anche il padre Agostino Gemelli per tutti i feriti che venivano colpiti sul Carso durante la prima fase della Prima Guerra Mondiale. E poi varie altre ristrutturazioni fino ad arrivare alla trasformazione in case popolari attuali, con un bel chiostro centrale dove si svolgono durante l'estate tante attività. Ma sulla chiesa di San Domenico ne sa molto di più Aurelio. Magari ci troveremo una prossima volta per poter riprendere l'argomento e magari poterlo raccontare. Allora, io voglio ringraziare il sindaco di Aiello, Andrea Bellavite, Aurelio Pantanali, presidente del Circolo Navarca, che oggi sono stati con noi, ci hanno accompagnati in questo viaggio virtuale appunto nel paese di Aiello. Grazie ancora e arrivederci a presto e buon lavoro. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci.